Nella giornata di ieri in via Empedocle, nello spazio sovrastante la Porta dei Saccaioli, Arco Chiaramontano, il Rotary Club di Agrigento, rappresentato dal presidente Giuseppe Lamendola, ha celebrato la memoria del noto artista agrigentino Tony Cucchiara, donando alla città un totem con l'effigie del celebre autore agrigentino. Nel corso di una cerimonia pubblica, il sindaco Miccichè ha intitolato lo spazio sovrastante la Porta dei Saccaioli al compianto Tony Cucchiara, presenti i familiari dell'artista, il presidente del Rotary Club Lamendola e una numerosa delegazione dei soci rotoriani, nonché lo sponsor dell'iniziativa Angelo Lovasco, socio del club, che ha donato l'opera. Stasera abbiamo scoperto questo totem in omaggio a Tony Cucchiara, abbiamo dedicato un angolo della nostra città a questo grande cantautore, questo grande artista, un agrigentino dotto, mi lega tantissimo, io sono molto legato alla famiglia di Tony, un riconoscimento del genere penso che era doveroso anche se l'iter burocratico è stato molto lungo, ma finalmente ci siamo riusciti. Quali sono le emozioni che prova lei e la figlia? Ma noi figli siamo emozionatissimi, un angolo qui di Agrigento che possa rimanere eterno veramente, che sia fonte di ispirazione per tutti i giovani, per chi volesse approcciare alla letteratura, alla scrittura, al disegno, che sia veramente fonte di ispirazione e guida di arte. Presidente, questa è un'iniziativa che è stata sostenuta dal Rotary Club. Sì, è stata un'iniziativa del club, le devo dire anche fortissimamente voluta da me, perché grande amante della musica, già da ragazzo mi ricordavo di Tony Cucchiara, lo seguivo proprio perché artista agrigentino. Mi sono trovato di comune accordo con il nostro sindaco Franco Miccichè riguardo alla necessità e l'opportunità di realizzare un tributo a questo grande artista agrigentino. Quindi ci siamo trovati, grazie alla benevolenza appunto del sindaco che ha autorizzato appunto l'installazione del totem, grazie anche al sostegno economico di uno dei soci del club tramite la sua ditta Aluminium Lovasco, siamo riusciti poi appunto ad arrivare fino ad oggi a questa bella inaugurazione. Ringrazio intanto il sindaco per avermi dato questa eccellente possibilità di poter manifestare artisticamente un qualcosa che potesse rimanere nel tempo e ricordare con un supporto commemorativo la memoria di Tony Cucchiara. Non la classica epigrafe, ma un qualcosa che desse anche la possibilità di far vedere il personaggio in tutte le sue sfaccettature, dal punto di vista del personaggio simpatico, professionale, artista, cantante, attore e forse anche poeta, visto che si scriveva lui i testi. Oggi Agrigento sta ricordando un agrigentino. Oggi Agrigento e gli agrigentini si sono raccolti qua in via Empedocle per ricordare con tanta gioia un cittadino d'eccellenza, Tony Cucchiara.